Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Siamo preso al volo come sempre col presidente del ODAF Rovigo, dottor Vanni Bellonzi. Innanzitutto spieghiamo cos'è l'ODAF. Sì, ecco, giustamente, buongiorno a tutti. ODAF è la sintesi dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Rovigo. Ovviamente l'ordine copre le professioni come in tutta Italia. Da noi abbiamo una realtà di circa un'ottantina di iscritti, quindi siamo un piccolo ordine e rappresentiamo gli interessi di chi fa essenzialmente l'attività professionale. Ovviamente al nostro interno c'è una componente di circa un 40% di chi fa attività professionale in maniera intensiva e chi invece fa attività anche di altra natura, anche pensionati o comunque gente che dipendenti o che fanno saltuariamente attività professionale. Nell'ambito dell'attività dell'ordine vogliamo, sia dare un servizio ai nostri iscritti facendo formazione ed informazione sulle attività culturali, ma anche di aggiornamento professionale, ma anche aprirci nel territorio, quindi cercare di dare collaborare con le istituzioni. In questo caso abbiamo un'iniziativa per l'Ottobre Rodigino che ci vedrà protagonisti insieme al Comune di Rovigo, dove tra l'altro l'assessore all'agricoltura è anche una nostra collega e quindi abbiamo un aggancio di un certo livello, e abbiamo ritenuto di proporre due iniziative che poi andremo eventualmente a spiegare nel dettaglio. Il Polesine è terra a vocazione agricola, tra l'altro nell'agricoltura ci sono anche i pescatori del Delta, quindi com'è la situazione dopo un anno di siccità? Ne abbiamo un po' parlato fuori onda, e voi come riuscite con le vostre tecniche, con la vostra professionalità a superare un momento la siccità e poi il troppo caldo e altre cose di questo tipo? Beh, oddio, la siccità ormai è diventata una questione endemica, come sappiamo bene, quindi il problema è della siccità, ma paradossalmente anche quando arrivano delle situazioni estreme anche il problema opposto, quindi smaltire un eccesso di acqua particolarmente pesante come problematica nel nostro territorio, visto che abbiamo una rete di bonifica a scolo interamente o quasi interamente meccanico, e quindi è una tematica molto delicata. La siccità deve essere ovviamente ovviata con degli investimenti duraturi da parte del mondo agricolo per dotarsi di strumentazioni soprattutto fondamentali per le colture tradizionali del nostro territorio. Pensiamo al mais, ma non solo, dove senza il fattore acqua, soprattutto nei momenti più importanti, si rischia di compromettere totalmente la produzione. L'occasione dei convegni che andremo ad organizzare sono una parziale risposta che vorremmo dare anche a questa tematica. Ecco, ricordiamo, sono due convegni, il 7 ottobre, Pescheria Nuova Rovigo e il 14 ottobre in Sala Flumina a Rovigo. Quindi naturalmente a parte gente del settore, agricoltori e altro, è aperto al pubblico. Tra le varie cose che proponete, l'innovazione genetica per l'agricoltura, lo sviluppo delle nuove linee genetiche. Io ultimamente sto seguendo molte aziende agricole e vedo che c'è una generazione 2.0, molto spesso figli di agricoltori che hanno ereditato il terreno dei genitori, però sono molto preparati. Anche lei lo riscontra questo, cioè nel nostro immaginario l'agricoltore era un agricoltore che un po' chiuso verso l'esterno. C'è questa nuova generazione che probabilmente anche attraverso sia lo studio che anche all'appoggio con professionisti come voi riescono a dare veramente un'agricoltura 2.0. Sì, non c'è ombra di dubbio che il livello culturale e la preparazione media è decisamente cresciuta, intanto perché l'accesso alle fonti di informazioni è molto vasta ed è accessibile un po' a tutti, quindi ci sono gli agricoltori che hanno una loro rete di professionisti consolidati, ci sono le associazioni professionali che hanno i loro tecnici, ma anche gli stessi agricoltori hanno direttamente la possibilità di interloquire con le ditte o con delle aziende che direttamente forniscono servizi e tecnologia. Allora, proprio il primo punto è l'innovazione genetica per l'agricoltura del futuro. Tra l'altro quest'anno ci sono stati degli aumenti straordinari. Voi come potete intervenire con la vostra tecnica? Dunque la tecnica genetica, quello che noi andremo
a parlare in occasione dell'incontro del 7 vuole cercare di arrivare all'obiettivo di ottimizzare le produzioni e ridurre i costi utilizzando anche il fattore della genetica, quindi delle specie che siano meno esigenti per esempio per l'acqua o che ottimizzino per esempio i concimi piuttosto che meno esigenti per gli antiparassitari, quindi avere delle specie più produttive, più resistenti e con minori fabbisogni di fattori produttivi. Quindi la genetica in questo può fare molto, non parliamo solo degli OGM, ma c'è tutto un mondo legato alla genetica che è in grandissima espansione. In occasione dell'appuntamento per l'agricoltura 4.0 vorremmo affrontare una tematica che è di grande interesse. È, come sappiamo tutti, l'evoluzione, come sappiamo molti, è un'evoluzione, l'agricoltura 4.0, dell'agricoltura di precisione che da tempo si è consolidata e che vuole utilizzare tutte le tecnologie, da quella satellitare a quella del web eccetera, per ottimizzare le produzioni e quindi ridurre al minimo gli sprechi e ci sono anche degli interessanti contributi economici per l'acquisto di determinati macchinari predefiniti con incentivi a fondo perduto o anche con delle altre forme contributive. È un aspetto di enorme interesse e di grande espansione, anche in occasione del PNRR che ha dedicato delle risorse ad hoc per questa iniziativa. Tutte queste cose le spiegherete appunto nei due incontri? Certamente, del 7 e del 14 in questo caso.